A Piazza Castello, lavoratori sdraiati a terra e un lungo minuto di applausi per le famiglie e le vittime decedute sul lavoro, le cosiddette morti bianche. Con questo flash mob i metalmeccanici vicentini hanno manifestato nell'ambito della giornata internazionale sulla sicurezza sul lavoro. Nonostante la provincia berica registri una costante diminuzione degli infortuni negli ultimi 10 anni, il Veneto resta una delle regioni con un elevato numero di infortuni mortali, 79 decessi nel 2024. Il 2025 si è aperto in modo tragico, con 15 vittime già registrate durante i primi mesi. A partire dalla sicurezza, da oggi chi varca un cancello di un'azienda, di un luogo di lavoro, deve essere sicuro a prescindere dal contratto applicato. Quindi vogliamo combattere gli appalti quando non garantiscono sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Il tema del contratto dei metalmeccanici in particolar modo è uno dei contratti che sviluppa molto la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e prevede anche dei break formativi specifici nel caso di infortuni o di mancati infortuni soprattutto. Focus per la giornata mondiale 2025 il tema intelligenza artificiale, una potenziale risorsa ma anche una minaccia per i lavoratori. Sì, noi abbiamo avuto FIM e FIOM, un'esperienza negativa all'Agco Italia, dove nella procedura di mobilità e licenziamenti collettivi si andava a definire che l'intelligenza artificiale sostituiva lavoratori e lavoratrici. Abbiamo avuto 9 lavoratori che erano coinvolti, 9 impiegati su un totale di una ventina, trentina di lavoratori. Nello stesso tempo però dobbiamo anche cercare di focalizzarci sulle cose positive che questa cosa può portare, soprattutto sul tema che riguarda la qualità di vita del lavoratore, ma anche e soprattutto la sicurezza del lavoratore, perché appunto andando a utilizzarla all'interno degli impianti lavorativi, all'interno dei macchinari, e quindi andando a verificare anche storicamente come sono successi gli infortuni, l'intelligenza artificiale può aiutarci a prevenire e fare prevenzione perché questo non possa succedere ancora in futuro.